Adesso, a parte le battute, il tema di Udine Mercati l'abbiamo letto anche oggi in diverse discussioni che sono state sui giornali, è il tema di una piattaforma logistica che deve essere sicuramente rilanciata, che ha in pancia dei finanziamenti importanti, che deve affrontare una dinamica di cambiamento profondo di tutte le piattaforme logistiche agroalimentari e di mercato che ci sono in Italia e che in qualche maniera ha fatto una scelta in-house, io ritengo giusta, quella di una scelta in-house rispetto a altri percorsi che si potevano fare, oggi va governata e portata avanti rispetto agli obiettivi che questa ha. Dal mio punto di vista, due considerazioni. La prima, forse la governance poteva essere individuata prima della delibera di ieri, permettendo anche alla nuova governance di fare almeno un pezzettino di strada che portasse alla decisione che è stata fatta e non fargli trovare come della decisione già assunta. La seconda, attenzione, perché dopo le dimissioni del precedente presidente, il consiglio di amministrazione, che di fatto si trova con un solo membro, non può prendere nessuna decisione. Quindi questo, diciamo così, questa partecipata che è importante, che deve affrontare le sfide che sono state ricordate, si trova sostanzialmente a non poter decidere nulla. Questa sì è, come dire, una critica che io muovo in modo convinto al sindaco.